tardi. Ciao, dire appunto che i corsi si sono conclusi anche abbastanza bene. C'è stato soltanto così un po' di scarsa partecipazione quest'anno a questi corsi, un po' anche per problemi contingenti di gravidanze o meno. Ci auspichiamo che anche il prossimo anno ci possa essere questo progetto che è molto interessante, specialmente per le donne che hanno bisogno di uscire di casa, di mollare un po' i figli, il marito, le pentole, di uscire così a stare insieme, a fare un po' di scuola, che poi scuola significa non soltanto imparare a leggere, scrivere o a parlare italiano, ma c'è uno scambio notevole di informazioni. Io ho imparato tantissimo da queste donne, specialmente le ricette, perché io sono appassionata di cucina, quindi delle ricette così dei nostri paesi. Voi qualcosa avrete imparato da noi, quindi io vi ringrazio della vostra partecipazione, ringraziamo anche il comune che ha ospitato e ha promosso questa iniziativa. Adesso avrete il vostro piccolo diploma e qualche altra cosa che vi importa. Vi raccomando soltanto di fare 2 firme e basta, d'accordo? Va bene? Perché i luoghi comuni devono cadere, noi dobbiamo avere il coraggio di guardarci negli occhi e parlare seriamente e dirci e concordare dove vogliamo andare. È chiaro che solo lavorando, solo vivendo con la propria casa, solo vivendo decentemente possiamo trasmettere ai nostri figli, che saranno i cittadini del domani, quello che sono le leggi da rispettare, quali sono i diritti e quali sono i doveri. Quindi grazie di aver frequentato questi corsi, perché sono i primi passi, sono i passi veramente importanti e necessari per raggiungere un equilibrio di rispetto reciproco. Complimenti e grazie. Io aggiungo solo 2 cose. Credo che sia difficile per tutti abbandonare le proprie case, la propria terra e andare in un paese dove si è diversi, anche per questioni di tradizione e di religione. E poi è anche difficile andare in una parte di un certo paese, perché il Veneto non è una regione semplice colonialmente, e a volte anche gli amministratori sono in difficoltà perché si trovano ad affrontare un paese, un mondo che cambia, e delle realtà delle nostre tradizioni che comunque portiamo nel cuore, che sono ben radicate. L'italiano, avervi aiutato ad imparare l'italiano anche è una maniera perché voi possiate poi capire quello che vi è attorno in un paese che vi ospita, che non è semplice.